Voltiamo pagina, parliamo di medicina e nuove ricerche sul melanoma, il tumore della pelle. Il Veneto è leader nella ricerca e nella cura in questo settore. Al Centro San Gaetano di Padova è in corso un convegno internazionale. Alessia Piovesan. Un tumore in aumento. Il mondo, il melanoma della cute, sole, inquinamento e agenti esterni aggrediscono la nostra pelle. In Veneto ogni anno ci sono 1300 nuovi casi. Solo in Friuli i dati sono più preoccupanti, ma nella nostra regione la diagnosi precoce funziona, tanto che il 70% dei melanomi vengono scoperti in fase iniziale. Sono i nei gli osservati speciali, quando cambiano di forma o colore, quando compaiono soprattutto in gravidanza o pubertà. Prurito e sanguinamento sono già segnali di allarme. A Padova un summit internazionale promosso dall'Istituto Oncologico Veneto ha richiamato i massimi esperti per parlare di standardizzazione delle cure, di innovazione e anche di sostenibilità delle terapie. I costi sono al momento elevati e poco comprimibili, conviene quindi puntare sul miglioramento della loro qualità. Un intervento fatto bene costa lo stesso di un intervento fatto male, però è molto più vantaggioso sia per il paziente sia per il sistema sanitario. È la rete oncologica veneta, fatta di 7 centri specializzati, oltre allo IOV a dare garanzie. Ora si fa ricerca sulla target terapia che studia le mutazioni della cellula del melanoma. Queste mutazioni che conferiscono alla cellula un vantaggio di crescita può essere bloccata. L'immunoterapia agisce invece sul nostro sistema immunitario che spinge il corpo ad aggredire da solo il tumore. Se blocchiamo i recettori che il tumore usa per addormentarlo, lo risvegliamo. Presenti a Padova anche i ricercatori dell'Anderson Cancer Center di Houston, dove lavora James Allison, l'ultimo Nobel per la medicina. Si sta approfondendo la conoscenza del sistema immunitario e questo consentirà di offrire una terapia personalizzata in modo da poter anche sfruttare le anomalie genetiche per correggerle. Protesta degli